Buongiorno! In questo video vi daremo alcune brevi informazioni sulle assistenze economiche e sulle agevolazioni fiscali per le mamme e per le famiglie italiane e straniere. Tutte le informazioni sono aggiornate al 10 settembre 2021. Assegno unico per figli minori. La grande novità di quest'anno è l'assegno unico per le famiglie con figli minori. È in vigore dal 1 luglio e sarà disponibile fino al 31 dicembre sempre di quest'anno. Ma poi non sparisce, perché dal prossimo anno sarà regolato da una nuova legge. Chi ne ha diritto? Ne hanno diritto sia le famiglie italiane che comunitarie, ma anche le famiglie extracomunitarie. Basta che il genitore sia in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure di un permesso di lavoro o per ricerca lavoro di almeno 6 mesi. L'assegno viene pagato per i figli minori di 18 anni a carico e residenti in Italia. Conta anche la condizione economica della famiglia, che viene calcolata con l'ISEE. Per beneficiare dell'assegno, l'ISEE deve essere inferiore a 50.000 euro. Qual è l'importo? Dipende da due fattori, il reddito e il numero dei figli. Più alto è il reddito e più basso sarà l'importo. Maggiore sarà il numero dei figli e più l'importo cresce. Ancora di più se sono in condizione di disabilità. Facciamo un esempio. Per una famiglia con 2 figli minori e un ISEE che non supera i 7.000 euro, l'assegno mensile sarà di 167,50 euro per ognuno dei 2 figli. Per ottenere l'assegno unico dobbiamo presentare la domanda all'INPS, sia direttamente sia attraverso i patronati sindacali. È bene però farlo entro il 30 settembre, perché se si presenta la domanda successivamente si perdono gli arretrati. Bonus elettrico, gas e bonus idrico. Anche per i bonus sui costi dell'elettricità, del gas e dell'acqua ci sono delle importanti novità. Dal 1 gennaio di quest'anno questi bonus vengono riconosciuti automaticamente, ovviamente a chi ne ha diritto, e non serve quindi presentare domanda al comune. Dobbiamo ricordarci però di fare l'ISEE presso un CAF, un centro di assistenza fiscale. Non l'abbiamo ancora fatto? Beh, siamo ancora in tempo. Premio alla nascita, bonus mamma domani. Se nasce un bambino, o lo adottiamo o lo prendiamo in affidamento, abbiamo diritto ad un bonus di 800 euro. Lo possono ottenere sia le mamme italiane, ma anche, se vivono in Italia, le mamme di cittadine di qualsiasi altro paese, sia dell'Unione Europea che extracomunitario. In questo caso la mamma deve avere un permesso di soggiorno. Una cosa importante, possiamo chiederlo già dal 7° mese di gravidanza oppure dall'atto dell'adozione, ma sempre entro 12 mesi dalla nascita, dall'adozione oppure dall'affidamento. La domanda va fatta all'INPS che provvederà anche al suo pagamento. Assegno di maternità concesso dal comune. Le mamme che non hanno diritto alla maternità pagata o che ricevono un'indennità molto bassa possono beneficiare dell'assegno di maternità. L'assegno spetta per ogni singolo figlio nato, adottato o in affido. La mamma deve essere residente in Italia, non lavorare oppure lavorare parzialmente, avere un ISEE familiare non inferiore a 17.416,66 euro, essere cittadina italiana o comunitaria, oppure di un paese extracomunitario ma in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure di rifugiato o per protezione sussidiaria. La domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o di affido. L'importo dell'assegno è al massimo di 1.740,60 euro, pagato in 5 mensilità. Bonus bebè, assegno di natalità. È un assegno pagato per 12 mesi, destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o accolto in affido nel 2021. Anche in questo bonus l'importo dell'assegno è collegato all'ISEE. Facciamo 2 esempi estremi. Nel primo caso un ISEE fino a 7.000 euro. In questo caso l'assegno è di 160 euro al mese se si tratta del primo figlio. Sarà di 192 euro al mese se si tratta di figli successivi al primo. Nel secondo caso abbiamo un ISEE superiore a 40.000 euro. In questo caso l'assegno è pari a 80 euro al mese per il primo figlio e di 96 euro al mese per quelli successivi al primo. È concesso dal giorno della nascita o di ingresso in famiglia. La domanda va fatta entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia. Assegno per le famiglie numerose.
Riguarda le famiglie con almeno 3 figli minori, anche adottati. Per averlo dobbiamo rivolgerci al comune dove siamo residenti e l'importo dell'assegno era nel 2020 al massimo di 1.886,82 euro, pagati in 13 mensilità. Quali sono i requisiti per beneficiare di questo contributo economico? Avere l'ISEE del 2020 inferiore a 8.788,99 euro, essere cittadino italiano o comunitario, oppure essere cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure di rifugiato o per protezione sussidiaria. Per i cittadini di Algeria, Marocco, Tunisia e Turchia è sufficiente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Bonus asili nido. Possono richiedere le famiglie con figli con meno di 3 anni, affetti da patologie croniche e gravi, e può arrivare fino a 3.000 euro all'anno. Il contributo serve per l'asilo nido, sia pubblico che privato, ma anche per l'assistenza in famiglia. Anche in questo caso c'è un'importante novità. Grazie ad una direttiva del Parlamento europeo sui diritti dei cittadini extracomunitari e alle sentenze dei tribunali italiani, l'INPS riconosce il bonus anche agli stranieri con il permesso di soggiorno semplice. Assegno al nucleo familiare dei lavoratori stranieri anche per familiari in patria. Forse non tutti sanno che hanno diritto all'assegno familiare non solo i lavoratori, compresi i lavoratori domestici, e i pensionati, italiani, comunitari e extracomunitari, con i familiari che risiedono in Italia. Il diritto dell'assegno familiare viene infatti riconosciuto anche nel caso i familiari vivano all'estero, se il lavoratore è cittadino di uno dei 27 paesi dell'Unione Europea, di tutti i paesi dell'ex Jugoslavia non ancora Unione Europea, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord, e poi della Tunisia, della Svizzera e di Capoverde. Ma non è finita qui. La Corte Europea di Giustizia ha sentenziato che l'assegno del nucleo familiare venga pagato anche ai lavoratori stranieri, originari di tutti gli altri paesi che hanno i familiari in patria. L'INPS però non riconosce la sentenza e quindi per ottenere questo diritto il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda di assegno familiare, aspettare che l'INPS respinga la sua richiesta e quindi farle causa in tribunale. Ad oggi tutti i giudici hanno dato ragione al lavoratore, costringendo l'INPS a pagare l'assegno. Attenzione, che si può richiedere gli arretrati fino a 5 anni indietro. Il reddito di cittadinanza. Anche nel 2021 si possono presentare le domande di reddito di cittadinanza. I requisiti sono cittadinanza italiana e dell'Unione Europea, cittadinanza di paese extra Unione Europea, se si è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e se si risiede in Italia da almeno 10 anni. L'ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro. Gli altri requisiti riguardano i beni immobiliari, il patrimonio finanziario, le automobili e le moto possedute. Dove chiedere informazioni e assistenza. Un consiglio che vale per tutti. Per ottenere queste agevolazioni affidiamoci sempre agli enti autorizzati dallo Stato che possono darci informazioni ed assistenza, come ad esempio i CAF, i patronati sindacali, il comune o anche online sul portale dell'INPS.